mister Bognanni. Mister, prestazione convincente della Super Giovane Castelbuono. Nel primo tempo la squadra ha dominato in lungo e largo il Mazzara 46. Era questo l'approccio che ha chiesto alla squadra all'inizio? Oggi sapevamo che affrontavamo una grandissima squadra, una delle 3-4 costruite per stare là sopra fino a fine campionato e giocarsi la vittoria finale. I ragazzi l'hanno affrontata bene, abbiamo avuto un grande approccio, ma di questo ne ero sicuro perché ho un grande gruppo di uomini. Abbiamo fatto il primo tempo spettacolare, abbiamo fatto 3 gol, ne potevamo fare altri 3, abbiamo subito gol solo su un calcio d'angolo e la squadra è stata padrona del campo per vari minuti del primo tempo. Poi il secondo tempo sono contento lo stesso perché questa squadra incomincia a soffrire, incomincia a saper soffrire, incomincia a gestire i momenti della gara. Se all'inizio della stagione per la troppa foga spesso ci allungavamo e perdevamo le distanze, le prese di posizione, le posizioni, questa volta la squadra nelle ultime settimane sta facendo miglioramenti anche su questo, stiamo maturando nello stare in campo e poi che dire, i meriti sono tutti dei ragazzi perché contro la Mazzara 46 non soffrire quasi nulla, tranne il secondo tempo, quando un po' ci siamo abbassati abbiamo concesso dei cross, sapevamo che loro mettevano queste palle dentro, questi cross però ho grandi uomini, gente che onora la maglia, gente che sbaglia pochissimo e soprattutto gente che lavora, quindi gli abbiamo concesso questi cross ma abbiamo grandi saltatori di testa, poi anche col portiere, con il capitano Fagone pronto alle uscite alte, quindi abbiamo rischiato pochissimo e l'abbiamo portato a casa. Sulle seconde palle il Mazzara 46 ha dimostrato di essere pericoloso sul 2-0, dopo è arrivato il gol sul calcio piazzato con il 2-1, poi nell'ultimo gol del Mazzara nel 94esimo con Sheriff è arrivato proprio sulla seconda palla, ma la Super Giovane Castelbuono in lungo e largo non ha sofferto quasi nulla in questa gara. Sì, ti ripeto, sapevamo la forza del Mazzara 46, a uomini di grande esperienza, a gente che ha vinto i campionati, a gente di alto livello, però i miei ragazzi non hanno mollato un centimetro, hanno lottato con grande fame. Abbiamo concesso il secondo tempo un pochettino abbassandoci solo dei cross dalle fasce, lo sapevamo, ma non abbiamo sofferto quasi nulla, tranne alla fine al 94esimo che su questa seconda palla, su questa respinta, è arrivato prima l'attaccante del Mazzara. Però la partita era già in porto, i ragazzi hanno fatto davvero bene, però non abbiamo fatto niente, io dico sempre a loro il nostro obiettivo è quello della salvezza, dobbiamo lottare partita dopo partita perché il campionato sarà lungo, sarà difficile e noi dobbiamo cercare di arrivare prima possibile alla soglia dei punti per la salvezza. Detto questo, ripeto, faccio i complimenti anche alla società perché ci sta vicina, stiamo lavorando fuori da Castelbuono senza campo, ora dovrebbero darcelo prossimamente, giochiamo sempre a campo neutro, quindi i meriti vanno anche alla società che fa grandi sacrifici e anche ai tifosi, come avete visto oggi c'erano quasi 500 persone in un campo neutro e hanno spinto la squadra fino alla fine, quindi ripartiamo da qui, siamo un gruppo combatto, un gruppo che lavora, un gruppo unito, quindi io sono molto contento di loro, però io già devo pensare alla partita di domenica in casa del Misilmeri perché sarà uno scontro diretto, sarà una partita in cui noi dobbiamo lottare centimetro dopo centimetro per cercare di fare punti perché dobbiamo salvarci. Sono qui con Santiago Torres. Santiago, hai trovato 2 gol, quanto puoi crescere ancora? Penso posso crescere tanto, anche perché nel calcio sempre si può crescere, sia io che tutti i ragazzi siamo qua apposta per questo, perché vogliamo crescere nel calcio e penso che stiamo facendo un bel percorso. Quanto ti è mancato stare lontano dal campo? Tantissimo, questa partita da un mese che l'aspetto, dopo la squalifica che ho avuto purtroppo, ho imparato di quello che ho sbagliato e sono contento di tornare al campo e giocare e dare una mano alla squadra e ai ragazzi.